siamo pronti, siamo al Padova Marathon, qui prima della gara. Come vedete lì c'è il traguardo della maratona intera, di qui c'è invece quello della strada cittadina, che è quella con cui proverò a percorrere i vari chilometri. Ora mi informerò cosa, come, quando, perché e dove e vi aggiornerò alla fine della corsa. Ho con me la GoPro che farò alcune riprese on the road e vediamo che succede. Ecco, noi siamo qui con l'associazione Zia Francesca, che è una delle charity che partecipano a questa bellissima manifestazione, e anzi ringraziamo Assindustria Sport proprio per questo, per averci dato questa possibilità di far conoscere quello che facciamo. L'associazione Zia Francesca ha 5 anni di vita e sostiene 3 progetti diciamo molto incentrati sul territorio e che ricordano quelli che sono un po' i valori e la passione che aveva la persona a cui questa associazione è dedicata, che è appunto Zia Francesca, questa Francesca che è venuta a mancare 5 anni fa. Quindi proprio per un dolore, diciamo, un dolore che si trasforma in un'azione di solidarietà importante rivolta alle donne del territorio, quelle che hanno problemi economici e che hanno magari tanti figli da far studiare. Quindi in questo senso c'è un progetto che aiuta l'EMPA e quindi gli animali abbandonati, e c'è un altro progetto molto importante che è un progetto di ricerca dell'unità materno-fetale per le gravidanze a rischio dell'ospedale di Padova con il professor Cosmi, e quindi insomma sono 3 progetti che vanno proprio nella direzione delle donne e del territorio. Per la nostra associazione, che si chiama Valentina Penello Onlus, è la prima partecipazione a questa manifestazione, alla maratona, e quindi siamo entrati nel charity program con molto interesse e anche curiosità. Fino a questo momento la cosa è abbastanza interessante, però ovviamente è oggi il momento clou, quindi ci auguriamo, speriamo che possa essere un'esperienza positiva, quindi bello, grazie. Abbiamo deciso di partecipare alla maratona di Padova come università, l'Università di Padova, quindi abbiamo sia studenti che dipendenti, e l'idea con la rete del dono è di raccogliere fondi per la doppia carriera studenti atleti, che è un progetto che stiamo portando avanti ormai da 3 anni, di sostenere gli atleti di alto livello che sono studenti dell'Università di Padova. Questa è l'associazione Padova Onlus, si occupa sostiene i reparti di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Padova, sostenendo vari progetti scientifici, internazionali e umanitari. Nello specifico quest'anno alla maratona corriamo per finanziare un progetto di riabilitazione sportiva per i bambini cardiopatici che hanno subito intervento e non. È ovviamente un programma mirato, studiato con medicina dello sport e cardiologia pediatrica, e che si sviluppa nell'arco di tutto l'anno. Allora, com'è stata questa Padova Marathon? Questa Padova è tutta l'utenza ed è andato benissimo, ho fatto il mio personale, nonostante la pioggia e il vento, quindi sono molto soddisfatto. Difficile, quindi qualche chilometro in particolare che ti ricordi? Alcuni chilometri erano molto vento, quindi è stato molto difficile. In effetti non avevamo un passo simile, uguale per tutti i chilometri, ma quando c'era il vento rallentavamo di 5-6 secondi.
però nonostante questo avete tenuto un buonissimo tempo, quindi sono soddisfatto. L'ho vissuta benissimo, mi è piaciuto molto. Mi dispiace per il tempo, io avevo garantito solo fino a mezzogiorno, dopo si è rovinato, al di là delle battute, è stata una bellissima organizzazione. Non solo, a me quello che mi è piaciuto, tutte le autorità di Padova erano assieme, abbiamo corso assieme e Padova quando si mette assieme i livelli della grande città, e abbiamo dimostrato sempre, c'era il prefetto, c'era il questore, il presidente della provincia, c'era il rettore, c'eravamo anch'io, c'eravamo tutti.